Hanno portato quella borsa per poi voler prendere tutte quelle che roba e vuole portare via tutte le bibite. Quelle che ha preso, dopo voleva prendere tutti, capite? Perché io devo lasciare stare perché sennò dopo uno che muore, quindi non possiamo fare niente qua. È ancora sotto shock il dipendente del mini market di via Fapani a Mestre che sabato sera è stato aggredito e rapinato da un gruppetto di giovani tra i 15 e i 19 anni, tra cui un 14enne, che volevano comprare alcolici e che sono andati in escandescenze alla richiesta dei documenti. Io ho visto due minori che 2 o 3 giorni fa che è passato da qua perché mi ha chiesto la birra, io non ho dato quella birra e non posso vendere. Dopo lui mi ha fatto la barubba con me, io ho detto guarda tu vai via, io non posso vendere da te. Quindi se ne sono andati per tornare con i rinforzi. Sono tornati con questo gruppo qua anche lui. Il negoziante non se l'è sentita di reagire. Se io fare qualcosa loro volevano fare me male, capito? Per quello io mi ha preso così, uno che è arrivato qua mi ha preso collo così, hai visto il collo cosa ha fatto? Un po', vedi, cosa hanno ancora rosso qua? Che hanno preso proprio forte. Ti hanno stretto? Sì. Sì, ma allora è venuto qua, ha preso da me uno qua e due che mi ha preso qua, no? E gli altri tre è entrato dentro, dato 2 o 3 botte così con la ragazza e lui è caduto e dopo ha preso il labbra, quello è spaccato anche della testa, gonfiato, quello che botte, che è arrivato pure come grande così, capito? E lui è caduto e lui ha preso il telefono e anche quella soldi 600, circa 94 euro la giornata di cassa. A quel punto dei passanti hanno chiamato la polizia giunta sul posto in poco tempo. 4 sono stati presi subito, denunciati e riconsegnati ai familiari. Il quinto invece identificato all'alba e denunciato per concorso in rapina aggravata. La paura però resta. Questo gruppo con loro fanno sempre casini, anche quando io vado a casa, come i miei amici vanno a casa, hanno a prendere in strada, fermano, dice hai sigaretta, se tu non ce ne fumo, perché non ce l'hai? Dopo loro prendono te, ti danno botte, 2 o 3 botte, prendono il telefono e quello che anche porta poi ce l'ha i soldi, prendono quei soldi. Ho preso paura perché come possiamo lavorare come Africa? Io vedo come adesso come paese come un'Africa, capito? Perché non hanno la sicurezza. Come gente arriva qua, entra e quelli che vuole fare come prende, quelli che vuole non vuole pagare.